Intensificati i controlli da parte dei carabinieri del nucleo NAS per la sicurezza alimentare nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo. Numerose sono state infatti le verifiche che i NAS, in collaborazione con i comandi territoriali dell'Arma delle province già dette, mirate a tutelare la sicurezza degli alimenti allo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite, vigilando sul rispetto delle normative a protezione della salute dei cittadini. A seguito delle attività ispettive, nel corso delle quali i militari dell'Arma hanno riscontrato carenze igieniche dovute all'inosservanza delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP e alla mancanza di tracciabilità degli alimenti, sono stati complessivamente sottoposti a sequestro amministrativo 1.722 kg di alimenti destinati ai consumatori per un valore di circa 34.000 euro e comminate sanzioni per complessivi 25.532. In particolare in provincia di Palermo, presso una pasticceria gastronomia, è stata bloccata la commercializzazione di 200 kg di prodotti dolciari. In 2 ristoranti etnici della zona del centro i militari hanno sequestrato circa 152 kg di prodotti ittici di provenienza ignota. All'interno di un supermercato di Villa Tasca è stato riscontrato circa 88 kg di pesce e altrettanti prodotti caseari di cui non era stata accertata l'identità. Nel territorio del comune di Santa Margherita del Belice, in provincia di Agrigento, i carabinieri invece hanno sequestrato 2 caseifici con circa 900 kg di prodotti caseari destinati alla commercializzazione senza che fosse stata effettuata la tracciabilità delle materie prime impiegate per la produzione. Quindi, in una struttura per anziani a Partanna, in provincia di Trapani, i militari del NAS hanno scoperto ben 133 confezioni di alimenti scaduti di validità del valore complessivo di circa 1.000 euro, nonché che presso la stessa risultavano ospitate 2 persone in numero superiore a quelle autorizzate, e hanno comminato ai responsabili sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro, informando ovviamente le competenti autorità giudiziarie.